una valutazione e una proposta. La valutazione. Abbiamo due drammi, 12.000 persone senza lavoro, una città che rischia di ammalarsi, che in molti casi si è ammalata, in molti casi è gente che è morta pure. Allora il giudice che applica la legge e trova che un signore che fa un sacco di guadagni, che si porta i soldi nei paradisi fiscali, invece che mettere in sicurezza la sua azienda, la colpa è del giudice o di questo signore. Stabilito quindi che non è colpa del giudice, ma che semmai è colpa e di questo signore e di chi non ha controllato che questo signore facesse il suo dovere, io credo che l'unica proposta in questo momento è che questa azienda ce la riprendiamo noi come Stato, lo diamo in mano a un commissario che se ne occupa di gestirle per conto dello Stato e che utilizziamo quei lavoratori, anche mettendoci un po' di soldi dello Stato, quei lavoratori per rimettere in efficienza, in sicurezza anche ambientale quella realtà e si ricomincia a lavorare laddove si può e fin dove si può, perché quel che non possiamo fare è non per salvare una parte si distrugge l'altra, si possono salvare tutte e due, la responsabilità è politica e di chi non ha fatto i controlli e questo signore qua fa bene andare a prendere i soldi e a portarseli via.